Ciao ragazzi, bentornati all'Onigo dove tutto è pronto ormai per sapori iberici, a partire dal 27 con l'anteprima, con la cena paesana, alla fine della quale verrà servito l'amaro di l'Onigo che ha inventato questo signore, Alberto. Certo. Come è fatto questo amaro? È un amaro che si compone di piante. Ecco, mi piace sottolineare che a differenza di altri prodotti analoghi, insomma, è un vero liquore a base di erbe, cioè fatto con distillati d'erbe. Quali erbe, possiamo dirlo? Ecco, sì, certamente c'è la genziana, c'è l'assenzio, c'è la santoreggia, il passio, ecco. Soprattutto è caratterizzato dall'assenzio, dal menego maestro, per noi conosciuto, ecco, no, da anni C'è il nome antichi. latino e c'è il nome leoniceno, il menego maestro. Certo. Perché un amaro all'Onigo? Come è nata l'ispirazione? Beh, è nata perché io, essendo erborista, avevo piacere anche di valorizzare, ecco, la mia professione, e quindi all'Onigo non c'era un prodotto del genere che parlasse di l'Onigo. E il menego maestro racconta molto di questo. Ecco perché l'amaro di l'Onigo ha voluto essere proprio caratterizzante questo liquore di erbe. Mi piace soffermarmi sulla gradevolezza, sulla piacevolezza del liquore, che abbiamo voluto ingentilirlo con un aroma di mandorla. Posso fare il padrone di casa? Faccia. Mamma mia. Anche questo sentore di mandorle. Sì. Colore promette bene. Sì. Ecco qua, un goccio giusto per... Ecco, è molto versatile in quanto questo aroma si presta anche per correggere, diciamo, il caffè, oppure anche ingentilire ancor più un gelato o un dolce. Sai che si sente subito la mandorla? Sì. Che buono. Ho un po' di tosse, sparia. Anche un elisir allora. È un elisir. Ragazzi, sapori iberici, 27 con la cena paesana e poi fino al 30 con tutti i sapori che vi sto facendo vedere in questi giorni. E il dulcis in fondo, anzi dopo il dulcis, un buon amaro è quello che ci vuole. Grazie Alberto, cin cin, e complimenti che è veramente buonissimo. Tanti auguri. Vi aspetto a sapori iberici.